buonasera e benvenuti a 7 Sere. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata che ci farà veramente dimenticare questo grigio inverno. Allora, nella puntata di oggi, prima di tutto impareremo a diventare dei marinai provetti e poi partiremo per un viaggio splendido, per una traversata atlantica. Andremo quindi a scoprire luoghi lontani e nuovissimi, culture diverse, poi assaporeremo sapori, colori diversi da quelli che vediamo nelle nostre giornate. Faremo tutto questo con e grazie a una coppia di navigatori italiani. Chicca Bono, buonasera e benvenuta. Buonasera. E buonasera e bentornata ad Andrea Pessarini. Ciao. Ciao, allora Andrea, ci siamo già conosciuti noi due, hai già conosciuto il nostro pubblico perché l'anno scorso sei venuto qui a presentare un tuo libro, Maestraco, un viaggio che forse non finirà mai, e raccontava tutti questi tuoi anni di navigazione. Quest'anno ci hai fatto un regalo, ci hai portato anche tua moglie, colei che naviga da sempre con te, per cui avremo opinioni da tutti i punti di vista, scopriremo più cose che mai. Però vorrei iniziare ricordando qualcosina della tua storia. Allora, tu ti sei innamorato della barca da piccolissimo, hai iniziato a fare gare, a navigare, poi a un certo punto hai preso, sei partito, hai salutato e sei stato in mare. Più o meno è andata così, sì. Ho cominciato da ragazzino a lavorare sulle barche, poi a 20 anni la prima traversata atlantica e non mi sono più fermato. E sei partito così, però a un certo punto ti devi essere fermato perché ha incontrato te, ti ha incrociata per terra o per mare? Per terra, a terra, però si stava ripartendo per una traversata. E sei andata con lui? No, non subito ovviamente. Come è andata? Perché tu da donna che aveva magari i suoi interessi, il suo lavoro, hai deciso di lasciare tutto e provare questa esperienza assolutamente nuova, unica? Beh, innanzitutto non ho cominciato così improvvisamente, siamo stati un periodo, qualche anno, lui lavorava ai Caraibi e poi rientrava per fare la stagione estiva in Sardegna, Corsica e Sardegna, e quindi erano quelli i momenti in cui ci si incontrava. Poi ho fatto una prova, cioè mi sono imbarcata per una traversata atlantica di ritorno. Questa è una cosa importante perché la traversata di ritorno è una traversata difficile, mentre quella di andata è una traversata in Aliseo un pochino più semplice. Per cui lui ha voluto mettermi alla prova con la cosa subito. più Se subito. ce la fa può andare. Ma io, forse tu non me l'hai mai detto, ma penso che E così scopriamo sia stato così. qualche dietro le quinte anche dei due grandi navigatori. Ma adesso cerchiamo un po' di capire, abbiamo detto la traversata atlantica, tra l'altro molte particolarità, allora è molto diversa in andata e al ritorno, ma che cosa può dare in più? Perché tu hai deciso di partire e di fare traversate di questo tipo? Come mai? Traversare un oceano, in questo caso l'Atlantico, è comunque una navigazione a largo respiro e manca un po' il Mediterraneo, quando comunque anche le navigazioni più lunghe dopo 30 ore sono finite. Una traversata di un oceano è un mese. Certo. E quindi è il modo in cui il marinaio si relaziona meglio con la barca e col mare intorno a sé. Certo, si sa che non finirà per tanto tempo, per cui si può dare il meglio, si può provare soprattutto tutte le condizioni che riserva il mare e la natura. Allora, voi due siete l'equipaggio, purtroppo non c'è più il terzo membro dell'equipaggio, che era un membro straordinario, un mostro, un gattino. Abbiamo però una fotografia, così ci ricordiamo di chi ha viaggiato sì. con voi per 12 anni. 15, tantissimi, per cui lo salutiamo, Sì. un povero mostro. Vabbè, adesso però torniamo sulla nostra barca e vediamo un po' perché tra una navigata e l'altra tu hai deciso di scrivere un nuovo libro. Si chiama La traversata atlantica, preparazione, tecniche e rotte di un navigatore oceanico. Prima di tutto vorrei capire se l'hai fatto perché ti sei reso conto che chi va per mare veramente non ha idea, per cui hai voluto dare le istruzioni per l'uso, oppure hai voluto dare qualche chicca in più che sapevi tu e che magari bisogna conoscere. Ma in tutti questi anni, 21 che navighiamo in vari oceani, abbiamo fatto tanta esperienza. A un certo punto ho pensato che magari questa esperienza che mi porta a fare delle scelte molto semplici poteva essere utile a qualcun altro, e così ho scritto questo libretto in cui do i miei consigli e soprattutto spiego che una barca si può preparare in maniera semplice per andare lontano. Ecco, allora cerchiamo subito di seguire questo libro, facciamo che siano proprio delle istruzioni per l'uso della navigazione. Ci sono delle regole ferree, immagino, che bisogna seguire. Qual è proprio l'ABC imprescindibile? Diciamolo subito e poi pian piano raccontiamo il resto. E mantenere un buon rapporto con gli altri membri dell'equipaggio. E qui ci siamo. La sicurezza, quindi legarsi, fare sempre le cose con testa, se c'è un equipaggio fare sempre riferimento al comandante, Sì. quindi rispettare questa ruoli gerarchia anche, certo, per forza, assolutamente. perché il mare, anche con mare calmo, possono succedere delle cose.
Noi navighiamo da tantissimi anni, per fortuna non è mai successo nulla, ma sono convinta che veramente facciamo attenzione. Certo, quello è assolutamente fondamentale, anche perché, ripeto, non si sa mai che condizioni si possano trovare, è natura, è mare, bisogna essere pronti, bisogna essere sicuri al massimo e soprattutto conoscere quel che si sta per fare, tutte le varie opzioni. Immagino però che bisogna conoscere anche molto bene il mezzo su cui si naviga. Allora, ci sono dei meccanismi per cui si deve scegliere la propria barca, qualche cosa che si deve sapere proprio prima di partire? Indubbiamente sì, diciamo che una barca per navigare in oceano deve essere una barca un po' più semplice e un po' più barca a casa che non una barca da regata lungo costa, ovviamente. Poi tutto dipende da noi, da come siamo fatti noi, perché una traversata atlantica si può fare con un catamarano non abitabile sportivo o con un mega yacht o con una barca normale. Ecco. Certo, è anche un po' lo stile di vita che vogliamo mantenere nel mese più di traversata. Adesso dal porto cerchiamo di salire in barca. Altre cose fondamentali proprio prima della partenza o nel momento della partenza, quali sono? Beh, la cambusa secondo me. La cambusa. Beccare un sacco di vino. Ecco, per esempio i bagagli quali devono essere? Si dice che per viaggiare in barca, per esempio io so tra l'altro che voi potete portare degli ospiti, allora si può viaggiare con voi, è un'esperienza assolutamente unica. Come si fa? C'è un sito sul quale vi si trova e... Sì, c'è un sito, però diciamo che è un po' passaparola perché sono amici, sono conoscenti che vogliono raggiungerci e che vogliono condividere con noi una tappa di questo viaggio lunghissimo, questo viaggio che per il momento non prevede una fine. Però, insomma, sono amici, conoscenti, passaparola, però se qualche nostro telespettatore si innamorasse di questi vostri viaggi, insomma, può farlo, può venire con voi, Sì. può avere questa opportunità. Ecco, cosa non deve fare un nostro telespettatore? Si dice che, per esempio, non si possa riempire la barca di bagagli enormi che non si possono piegare in alcun modo, è vero? Sì, è una è diceria che dei miei per farmi portare poche cose da ragazzina. È vero? No, è vero, le valigie rigide ovviamente in barca non ci stanno, non ci entrano. E comunque bisogna ridurre tutto l'essenziale, anche questo va bene perché fa parte di una filosofia differente e non è male affrontare tutto ciò che ci sta attorno con 4 cose. Certo. Altre cose invece tecniche che ci servono per forza, che non possono mancare, che devono essere controllate prima di partire. Beh, lo stato generale dell'imbarcazione, quindi che il motore sia in ordine, saltiame, attrezzatura velica, che sia tutto in ordine, ecco. E che non sia nulla, che non ci siano cose troppo vecchie a bordo. Quindi se la nostra barca ha qualche anno, fare un refitting prima di partire non è male. Certo, assolutamente. Siamo partiti, facciamo che il viaggio è iniziato, iniziamo subito a parlare un pochino della vita a bordo. Allora l'equipaggio deve essere un buon equipaggio, bisogna essere anche integrati, ognuno con l'altro, perché negli spazi piccoli si può anche far fatica, Sì. ci si può amare da morire, ci si può odiare da morire, ma qualche altra cosa che è fondamentale proprio per la sopravvivenza buona a bordo. Vorrei sentire proprio da te che sei una donna che anche un rapporto con la sua femminilità forse sulla barca a vela cambia. E beh, in quei giorni, allora, innanzitutto dipende dal tipo di traversata, perché una traversata in Aliseo è praticamente una vacanza, per cui noi abbiamo i nostri ritmi, ma rispettiamo i pasti, cosa fondamentale, ci laviamo, cosa importantissima, perché comunque bisogna convivere. Certo. E quando abbiamo persone con noi, adesso se facciamo navigazioni difficili preferiamo essere solo noi due, ma se abbiamo qualcuno con noi chiediamo di rispettare queste cose. E poi a un certo punto inizia una routine, facciamo 3 ore, se siamo noi due, 3 ore ciascuno, e poi io nei momenti in cui cambia il vento, ci sono delle manovre particolari da fare, lo chiamo. Ecco, Certo. questo è quanto. Certo, quindi anche suddividersi i ruoli, i compiti, anche per stare sempre in sicurezza, come dicevamo prima, non essere troppo stanchi, insomma, affrontare nuove situazioni. A quel punto stiamo viaggiando, però quanto fa anche il meteo, quanto dobbiamo rivolgerci anche a una previsione di quello che andremo ad incontrare? Beh, diciamo che alla vigilia di una partenza, partire con una meteo favorevole è importante, anche perché i primi giorni sono quelli che ci aiutano a prendere il ritmo con la navigazione. Poi ovviamente di fronte a una navigazione di un mese è difficile avere una previsione buona per tutto il periodo. Di contro, se abbiamo a bordo qualcosa per ricevere carte meteo o foto dal satellite, riusciamo comunque a
a creare una navigazione più confortevole e soprattutto non andiamo incontro proprio all'ignoto come si faceva solo 20 anni fa quando ho iniziato. Assolutamente, allora queste erano le prime regole, quelle basi fondamentali per affrontare il mare. Tutte le altre le trovate nel tuo ultimo libro, perché il primo è stato Maestrac, un viaggio che forse non finirà mai, quest'altro, secondo, tutte le istruzioni per l'uso della navigazione, si chiama La traversata atlantica, preparazione tecniche e rotte di un navigatore oceanico. Allora facciamo finta che io abbia già imparato tutte le tecniche e facciamo così, nel prossimo blocco partiamo per un viaggio, mi portate nel vostro ultimo viaggio, mi raccontate tutto? Proviamo? Va benissimo, allora state con noi che tra pochissimo si parte, a tra poco.